Come aiutare la montagna veneta? Ma la si aiuta rispettandola, la si aiuta tra qualche giorno quando sarà perfettamente praticabile e fruibile, andando nei territori a far visita, magari consumando un caffè, un panino, un pranzo oppure andando a sciare. La situazione di infrastrutture sciistiche in montagna è ottima, nel senso che non si dica in giro che la nostra montagna veneta a seguito di queste avversità atmosferiche non è in grado di fornire e di aprire le piste. Le piste saranno tutte aperte, tutte fruibili, e quindi sto parlando di comprensori come Arabba, sto parlando di Margaciapella, di Marmolada, di Civetta, del Cadore, di Padova nel Comelico e così via. Le Olimpiadi sono un'occasione in questo senso per andare in questa direzione, anche ripristinare questo territorio, magari per far cambiare idea al governo che ha detto che non voleva metterci soldi? Assolutamente sì, noi siamo pronti intanto con le infrastrutture per i mondiali di sci. Mondiali di sci vuol dire infrastrutture per le Olimpiadi. Olimpiadi che noi guardiamo con molta attenzione, non ci distraiamo, abbiamo già incontri con il CIO, dovremmo andare in missione a Milano piuttosto che a Tokyo già nel mese di novembre, e ci saremo, visto e considerato che le Olimpiadi 2026 vogliamo che siano tutte venete e lombarde. Come salvare questi alberi che stanno facendo piangere il cuore a tutta Italia? Ma guardi, c'è 100.000 ettari di alberi rasi al suolo, per cui vanno tolti e avviati alla valorizzazione, alle segherie, all'industria, e piantumati subito questi 100.000 ettari con un nuovo bosco. Cambierà un po' lo skyline della montagna, questi abeti sono troppo fragili. Beh, dove si potrà si dovrà piantumare bosco misto, nel senso avremo faggi, abeti, ciliegi e larici, dove si può in base all'altitudine, dove non si può ci saranno sempre gli abeti o i larici, però dico che sarà fondamentale piantumare subito. Aiuto al governo.